Intervento da manuale ieri pomeriggio per i Vigili del Fuoco che li ha visti protagonisti nel classico salvataggio di un gatto. Il felino però non si trovava sopra ad un albero, ma all'interno di un abbaino di una villa abbandonata che si affaccia su Via dei Colli al lato del canale Brentella. È un mistero su come il gatto sia finito lì, meno misterioso il modo in cui è tornato a terra. I Vigili del Fuoco, intervenuti con un'autopompa e una piattaforma aerea, hanno recuperato il micio con l'ausilio di un retino e il gatto, sano e salvo, ha potuto riabbracciare l'affetto dei propri padroni. L'intervento è durato circa un'ora ed è stato seguito con apprensione da molti curiosi. Il traffico sulla via è stato regolato manualmente sino al termine delle operazioni. Sfishammer Channel News, Padova.